Noi vediamo che sempre di più esiste la mafia economica anche in questo territorio, è una questione assolutamente che sta a cuore a tutti e è una questione di dignità, di legalità e di salvaguardare proprio tutti coloro che vogliono lavorare con tranquillità. L'infiltrazione, se non il radicamento di mafie ed ecomafie nel tessuto economico veneto, è stato al centro di un summit dell'Osservatorio regionale a contrasto della criminalità organizzata con deputati e senatori veneti appartenenti alle commissioni parlamentari antimafia. Il nuovo osservatorio regionale si è insediato a luglio e ha deciso di orientare la propria attività in chiave propositiva e operativa, ad esempio mettendo a disposizione dei sindaci, in quanto presidi di legalità, adeguate risorse economiche ed umane, e ancora rafforzando l'utilizzo di beni confiscati e sequestrati alle mafie. In Veneto sono 206 beni immobili per finalità pubbliche e sociali. Il nostro impegno è proprio quello di spingere verso questo tipo di attività e di spingere anche verso quello che è il tema dell'interoperabilità delle banche dati e anche proprio di riuscire a sensibilizzare tutti nel fatto che tutti gli enti e le istituzioni che si occupano di presidio, di attacco anche e di sconfitta della malavita organizzata possano comunque dialogare tra di loro, avere dati veloci, perché veloce è la mafia e veloce deve essere l'azione. Indagini efficaci hanno bisogno di banche dati costantemente aggiornate e interoperabili tra loro, che permettano di incrociare e condividere in tempo reale le diverse conoscenze dei fenomeni criminali. Ciò richiede anche un'attenta formazione degli analisti, che saranno chiamati a raccogliere ed elaborare correttamente dati spesso molto complessi. Riteniamo che la prospettiva di lavoro con le commissioni nazionali debba essere mirata proprio al tema economico, che è lo specifico delle mafie oggi all'interno delle realtà produttive della nostra regione.